Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie Lorenz, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 921 di oggi, giovedì 23 di gennaio dell'anno del Signore 2025. Eccomi qua di ritorno da Strasburgo. Ieri è stata una bella serata, lunedì poi vedrete la sintesi di quello che è accaduto con la presentazione appunto ad opera della Fondazione Patriots for Europe, i Patrioti per l'Europa, del mio ultimo libro, appunto 10, la grande paura dopo il 7 di ottobre. Intanto ringrazio e saluto il nostro Lorenz, a cui auguro buon lavoro. Avete ascoltato gli Steppenwolf, Born to be Wild del 1968, direttamente dal tema di Easy Rider, dal film Easy Rider. E allora noi cominciamo subito la trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero.
Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici, abbonati, ma soprattutto fesso chi non legge radiolibertà.net, perché vi perdete un bellissimo giornale online. Ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'avete appena ascoltato. Ci sono gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, le videopillole e molta altra roba interessante ancora. Quindi, per cortesia, radiolibertà.net non può mancare nei vostri bookmarks o segnalibri, come dicevamo noi giovani negli anni 90, quando uscì, oddio come sono vecchio, quando uscì Internet Explorer 3 per Windows 95. Cavolo, quest'anno sono 30 anni che è uscito Windows 95. Mamma mia, non mi ci fate pensare che mi vengono i capelli bianchi. A qualcuno invece vengono dritti per tutti i guai e guasti che dava. Ma torniamo a noi. Le nostre coordinate, as usual, 340-670-9659, se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zap o il WhatsApp, oppure 0292947222 per il telefono quando lo dirò io. Ma adesso arriva lui, implacabile come sempre. Chi è? È sempre lui, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, con diritto e rovescio. La tregua di 42 giorni nella guerra fra Israele ed Hamas nella striscia di Gaza è stata costruita con uno sforzo diplomatico lunghissimo ed immane da parte dell'amministrazione Biden, che però non è riuscita a ottenerla. Come mai invece il risultato l'ha ottenuto Donald Trump addirittura qualche giorno prima di essere ufficialmente insediato come presidente degli Stati Uniti? Il motivo è che Biden cercava di convincere con le buone maniere Netanyahu ed Hamas, inducendoli a comportarsi ragionevolmente. Trump invece, come si deve fare in questi casi, ha detto ultimativamente al leader israeliano che se non avesse accettato la tregua non avrebbe più ottenuto gli armamenti americani, ed ha comunicato ad Hamas che se non avesse cominciato prima del suo insediamento a rilasciare gli ostaggi israeliani sarebbe stato devastato. Con la violenza, anche se solo minacciata, Trump ha ottenuto la sia pure temporanea cessazione della guerra. Una grande potenza non è una dama di San Vincenzo. Tutto qui. Ecco, appunto, una grande potenza non è una dama di San Vincenzo. E mi pare anche che in un mondo nel quale non mancano i personaggi dall'atteggiamento muscolare, ecco, diciamo così, in un mondo così ci vuole naturalmente un presidente degli Stati Uniti d'America che abbia un certo approccio, a volte anche fuori dalle righe e non solo sopra le righe, motivo per il quale evidentemente Trump, alzando la voce, ha fatto capire che non era proprio il caso per ambo le parti. La speranza è che la tregua regga. Io credo che il vero problema però resti sempre quello: fino a quando c'è l'Iran che finanzia Hamas, potete fare tutte le tregue e tutti gli accordi che volete, ma non c'è molto da dire. Il rischio è che si ripetano ulteriori 7 di ottobre e naturalmente sarà necessario, come possiamo dire, capire che cosa fare dell'anomalia rappresentata appunto dal regime degli Ayatollah, che dal 1979 ha in Tel Aviv la sua bestia nera e ha fatto di tutto pur di distruggere Israele. Non ci è riuscito però, e questa è la differenza. Bene, allora andiamo a vedere un po' le ultime notizie, andiamo a vedere che cosa dicono le agenzie a quest'ora della sera, alle 18:16 minuti e 5 secondi. Se volete potete già telefonare, il telefono è aperto, potete commentare tutto quello che c'è. Devo dirvi la verità, uno non fa tempo ad andare, insomma, a vedere all'Europarlamento di Strasburgo che scoppiano i casini, vistosi appunto il caso Timmermans
l'invereconda vicenda dei finanziamenti ai gruppi green per presunta, attualmente la vicenda è ancora presunta, ma ecco, davanti a una vergogna simile, a uno scandalo simile, se fosse provato, la signora von der Leyen, che è baronessa, dovrebbe avere il bon ton di scappare, di firmare una lettera di dimissioni e scappare a gambe levate. Lei e tutta la commissione. Per carità, non c'entra niente Fitto, non è questo il punto. È il fatto che non possiamo avere una figura così discussa e discutibile come la signora von der Leyen a fare la presidente della Commissione europea. Prima gli SMS con la Pfizer che non trova più, mo la storia di Timmermans e del Green, e insomma dai, non è che ci potete tirare per l'anello al naso. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto Antonino, Maurizio, un abbraccio e grazie del lavoro che fate. So che state forzando molto e questo mi fa piacere per l'aiuto. Volevo Maurizio, parlare, avevo già dimmi. telefonato se c'era anche il tuo compagno per quanto riguarda il parco anche nelle Cinque Terre, volevo No, il suo domani, parere. Lorenzo Viviani è domani. Ah, è domani, va bene, allora ci sentiremo. Per il parco eolico più grande d'Italia che avverrà davanti a Marina di Ravenna. Avevo già dato la notizia qualche settimana fa. Tu pensa che saranno 85 chilometri quadrati di mare dalle 8 ai 10 miglia da costa. Ci saranno 75 turbine eoliche alte 170 metri e c'è il rotore del diametro di 260 metri. Attenzione, alte 170 metri e 260 metri. Queste saranno 75. È una grandissima sistemazione e crea però tanti problemi. Le realtà locali sono state coinvolte minimamente. E in più ci sarà anche un parco fotovoltaico galleggiante che occuperà gran parte della costa. I pescatori sono stati solo informati dicendo anche non c'è niente da fare, così abbiamo già deciso, e questo è Pascale che l'aveva anche firmato, purtroppo insieme anche a Salvini, e c'è una verifica ancora da fare. L'altra cosa, tu lo sai, la nave rigassificatore che deve venire a Ravenna viene su un fondale di 12-13 metri e lei pesca 10 metri. In ogni caso, per proteggerla faranno una nuova gettata di cemento a 5 miglia da costa di 900 metri alta 25 per proteggere la nave. I pescatori dicono che sarà anche posizionata non bene perché c'è l'acqua bassa e non protetta dal vento, ma questa è un'altra indicazione. Quindi noi davanti al nostro mare avremo questo, con una zona dove io che vado anche in barcavela non c'è così tanto vento, il rumore sarà particolarmente forte ed è un'alternativa di cui poi non potremo tornare indietro. Ha dei costi esorbitanti purtroppo. L'altra e l'ultima cosa per cui Viviani volevo un suo parere è che la nave di rigassificatore, come ha detto anche il responsabile dell'isola ecologica di Bergeggi in Liguria, siccome assorbe circa 12 milioni di litri d'acqua all'ora per riscaldare il gas, e poi lo rimetti in mare in acque basse, tu capisci che non è una situazione al massimo per la fauna. Ecco, volevo segnalare e aprire magari un'informativa su questa cosa. Va bene, grazie a te, grazie ancora. Allora, adesso, naturalmente, vedete, davvero, drill, baby drill, ha ragione Trump, altro che discorsi. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Ecco, e visto che ha ragione Trump, qui abbiamo un amico di questa trasmissione che torna in diretta, lo voglio salutare perché mi fa sempre piacere ritrovarlo con il Qui Parlamento, ed è l'onorevole Alberto Bagnai che questa sera è qui con noi
per parlare proprio dell'OMS, visto che stavamo citando Trump. Buonasera onorevole, bentornato e bentrovato. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie per l'invito. Allora, ce ne andiamo pure noi dall'OMS, facciamo come dice Donald? Ma sarebbe una cosa buona e giusta, ma più in generale il tema si pone per tutti questi organismi di coordinamento sovranazionale che hanno gestito la globalizzazione, che diciamo così è un processo storico che per carità ha avuto diverse fasi e una storia molto lunga, ma in questo momento si tende a vederla con una certa criticità e diciamo così, noi siamo tra l'altro un partito che interpreta la voce dei territori, il desiderio delle comunità di autodeterminarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Come ho detto oggi in conferenza stampa alla Camera, a me, diciamo, a lavarmi le mani lo insegnò mia madre gratis. Adesso si può di nuovo dire madre perché dopo il 20 gennaio, diciamo, riesistono la madre e il padre grazie a Trump. Non vedo perché dare 30 milioni o 100 milioni a un organismo che poi di fatto durante la pandemia che cosa ci ha lasciato? Il lascito dell'OMS qui negli uffici pubblici sono quelle pecette dove c'è spiegato nei bagni come ci si lavano le mani. Beh, insomma, grazie, lo sapevamo fare anche prima, perché capisci quando, diciamo così, ci si rivolge a un'organizzazione di livello mondiale, ovviamente si rivolge agli italiani che hanno un certo tipo di cultura, di educazione in famiglia, eccetera, eccetera, e poi magari a dei popoli dove le mani non se le lavano, può darsi che ci siano, e allora per quei popoli lì è utile, per noi un po' di meno. Questa mattina abbiamo ripercorso, diciamo così, la schizofrenia dei messaggi che sono arrivati da questa organizzazione che fino alla fine del 21 negava che il Covid si trasmettesse per via aerea, per dire però mascherine sì, mascherine no, antinfiammatori sì, antinfiammatori no, disinfettate le superfici, oppure cioè, vabbè. Purtroppo per molto tempo, perché c'è stato anche questo pezzo qua, e poi chiudo, ti restituisco volentieri la parola, che non voglio fare la filippica, ma purtroppo per molto tempo non si è neanche potuto parlare delle incongruenze, dei dettati di questa. Perché? Perché YouTube aveva detto che avrebbe censurato chiunque non si schierava convintamente con i dettami di questa organizzazione, con un problema pratico che siccome un giorno diceva bianco e l'altra diceva nero, tu non potevi più dire niente perché ci sarebbe sempre stata una dichiarazione dell'OMS rispetto alla quale tu non eri, come dire, conforme, no? Quindi sono stati un grosso problema e non sono stati la soluzione di praticamente niente. C'è un grosso problema di cattura di queste organizzazioni da parte di interessi privati che la finanziano pesantemente, c'è un grosso problema di contiguità di questa organizzazione rispetto a, come dire, potenze estere non esattamente atlantiste. Io vorrei ricordarvi che quando alla fine, con molto ritardo, il signore etiope che la dirige, che è un grande amico dei cinesi, dovette ammettere che c'era un'emergenza mondiale, dette la colpa all'Italia, disse che l'Italia era uno dei focolai di diffusione del virus nel mondo. Forse ve lo siete dimenticati, ma che vergogna. Quindi voglio dire, ma perché dovremmo dare dei soldi a uno che quando avevamo bisogno d'aiuto ci ha trattato così perché i suoi amici cinesi gli chiedevano di trattarci così? Scusate se sono molto spiccio. Sinceramente, secondo me c'è di meglio che possiamo fare con quelle somme. Vorrei poi che si stabilisse questo principio, che gli italiani saranno bravi, cattivi, non lo so, però sono adulti, quindi possono anche sbagliare da soli, non hanno bisogno di essere aiutati da un etiope o da un kazako o da un americano o da sbagliare a casa loro. È casa nostra, sbagliamo noi, gli elettori ci giudicheranno. Questo è poco ma sicuro. Tra l'altro, giusto pochi minuti fa il presidente Trump ha finito di parlare a Davos, ha fatto un intervento che, come suo solito, è stato molto forte. Intanto ha detto che con la Cina ha chiesto che la Cina si comporti correttamente nei confronti degli Stati Uniti d'America e non che la Cina sfrutti l'America per prendere vantaggio su di essa. Ma l'altra cosa che ha detto è che sostanzialmente sto cercando di essere costruttivo perché amo l'Europa,
amo i paesi dell'Europa, ma è un processo estremamente complicato e loro minacciano e trattano gli Stati Uniti d'America in maniera molto molto scorretta, soprattutto perché i dazi e le tasse sono troppo alte, le normative sono troppo restrittive e soprattutto c'è un ampio sbilanciamento, un ampio deficit commerciale con gli Stati Uniti d'America. E quindi, insomma, il presidente Trump le sta suonando un pochettino a tutti quanti. Non è soltanto una questione di OMS, ma anche una questione proprio di assetto mondiale. Ma allora, qui ci sono due cose che cerco di dire in estrema sintesi, una riguarda la Cina e l'altra riguarda l'Europa. Allora, per buoni 20 anni abbiamo cooperato come paesi occidentali a rendere la Cina la fabbrica del mondo, no? Facendola anche entrare nell'Organizzazione Mondiale per il Commercio. La ricerca del profitto andando al ribasso sui salari, che è una specialità europea, ma non solo, ci ha portato a delocalizzare in quei paesi lì. Allora è chiaro che se tu tutta la produzione la fai lì, beh, poi quei paesi devono diventare esportatori, perché o sotterrano, come dire, se un posto è la fabbrica del mondo, diciamo, non puoi pensare che la domanda di un pezzo di mondo, cioè della Cina, assorba i prodotti di tutto il mondo che vengono fatti in Cina. Non so se mi spiego. Questo è un problema sul quale dobbiamo riflettere laicamente, perché forse dovremmo ripartire da una diversa politica distributiva, una politica che anche da noi, invece che su una corsa al ribasso dei salari, vada su un meccanismo di competizione al rialzo, una crescita trainata dalla domanda interna. Lo chiede perfino Draghi oggi, dopo che ci ha imposto il contrario quando stava in BCE a bullizzarci. E quindi questo è un primo pezzo del discorso che riguarda la Cina. Il pezzo del discorso che riguarda l'Europa è sacrosanto, ma io sono anni che lo sto dicendo nel mio blog, due cose sto dicendo: che la Germania avrebbe segato il ramo su cui era seduta, imponendo le politiche di austerità a grandi paesi vicini ad essa, come l'Italia. Di fatto si è chiusa dei mercati e poi si è aperta dei mercati ulteriori extraeuropei, quindi noi abbiamo fatto l'Europa per fare il grande mercato interno e dopodiché abbiamo tolto i soldi dalle tasche dei clienti di quel mercato, no? Di chi entra in quel mercato. Allora abbiamo svalutato l'euro per andare alla conquista del mercato statunitense e alla fine agli Stati Uniti questa cosa ha dato fastidio, ma era prevedibilissimo che sarebbe successo. Parliamo di aspetti regolamentari, ma com'è possibile che adesso in tutto il mondo sui social si torna ad esprimerci? Perfino Zuckerberg era stato abbastanza viscidino, diciamo così, nell'imporre la censura. Prima vi parlavo della censura su YouTube, ma su Facebook anche, no? Quindi in riferimento agli aspetti sanitari, ma non solo, tranne che in Europa. In Europa ancora non puoi parlare. Perché? Perché c'è una legge che tutti i partiti italiani in particolare, tranne la Lega, hanno votato in Europa, solo la Lega non l'ha votata, che si chiama DSA, che attribuisce ai burocrati europei il potere di censurare quello che non piace a loro. E se il problema fosse che non piace a loro, ci potremmo anche stare, è una questione di gusti. Il punto è che loro sono catturati da interessi di grandi gruppi economici, in ambito sanitario, in ambito di politica energetica. Ma avete visto che cosa è successo? Lo scandalo di Timmermans sostanzialmente, che foraggiava gli attivisti ambientalisti che dicevano che lui era tanto bravo a fare le sue politiche assurde in ambito agricolo, e ancora dobbiamo scoprire quanti soldi ha messo la Cina nella politica europea per convincerci ad andare avanti a pannelli solari fabbricati in Cina. Quindi insomma Trump onestamente ha ragione, però resta sullo sfondo il fatto che il modello di globalizzazione ha fallito, siamo noi che abbiamo voluto che la Cina diventasse la fabbrica del mondo, adesso dobbiamo volere noi che cosa? Quel minimo di autonomia strategica, ricominciare a fare a casa nostra le cose che sappiamo fare a casa nostra, e se costano un po' di più significa che ci sarà qualcuno che sarà pagato un po' di più e potrà comprarle. Questo è l'orientamento. Bisogna uscire da questa ricerca del profitto di breve periodo, che è molto nemica della mentalità italiana e delle piccole e medie imprese, fra l'altro. Meglio non si poteva dire. Io voglio ringraziare l'onorevole Alberto Bagnai per il suo tempo e al piacere di ritrovarci presto allora. Grazie a voi, io sono sempre qui, il numero lo avete. Grazie. Un saluto, sigla. Qui Parlamento. Adesso un breve stacco e poi Gabriella Ronza con Epos.
La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Salve a tutti, sono Gabriella Rozza e oggi parliamo di come cambia la figura dell'eroe nella storia. L'eroe nell'antichità era spesso una figura divina o semidivina. Aveva accesso privilegiato al mondo degli dei e intermediava tra essi e gli uomini. Fondava i propri obiettivi sulla gloria, il riverbero del nome nella storia umana. L'eternità, appunto, era intesa come eternità storica. I miti degli eroi legati alla conquista di Troia ci ricordano questo. Si trovano spesso davanti a un destino ineluttabile che devono seguire. Ettore abbandona Andromaca, la moglie, in lacrime perché deve duellare contro Achille. Enea, per volere del fato e degli dei, invece lascia Didone. Sono gli eroi delle grandi imprese, protettori della comunità e modelli ispirazionali per le generazioni successive. Nella modernità, con l'avvento di una sensibilità umanista, l'eroe invece è per lo più una figura dissidiata. Si trova spesso in conflitto tra i suoi desideri e ciò che è richiesto dal destino. È associato spesso a ideali politici o religiosi e si confronta con una pluralità di stimoli. Ci sono eroi di tutti i giorni, di piccole azioni salvifiche, diverse dalle grandi gesta del passato. L'Amleto di Shakespeare è spesso considerato la prima rappresentazione dell'eroe moderno. A dispetto degli eroi classici, ostinati e determinati, Amleto si perde nel dubbio e nel tormento. Il dubbio, con tutto ciò che ne consegue, in termini di riflessione e introspezione interiore, con crisi sul senso di morte, di giustizia e di natura umana, è la vera caratura del moderno. Ciò è aumentato con la riflessione psicologica, psicanalitica sui personaggi. Il romanticismo aveva già esaltato la figura di eroe tormentato, che deve affrontare l'ordine costituito in una dimensione titanica. I titani sono divinità primordiali, figli di Gaia, la terra e Urano, il cielo, che sfidarono lo strapotere di Zeus e degli altri dei dell'Olimpo. Avete altre riflessioni o altri spunti sulla differenza tra eroi dell'antichità ed eroi moderni? Scrivetelo nei commenti. Io intanto vi saluto e vi ricordo che vi aspetto nel prossimo video. Ciao! Ecco, lupus in fabula, il concetto di eroe. Secondo voi Trump è un eroe? Risponde a questo ritratto che la nostra Gabriella ha fatto nel corso di questa puntata di Epos, perché ora vi voglio raccontare che cosa è successo. Carlo Cambi arriva tra mezz'ora, tranquilli, perché chiaramente anche questo è orario di chiusura di pezzi e naturalmente ha avuto un piccolo contrattempo, ma questa è la vita di noi giornalisti. Però io ho voglia di farvi divertire, perché ho qua sotto mano appunto il muro della BBC con i commenti e tutto quello che Trump ha detto al forum di Davos. Allora, state a sentire che cosa ha detto, perché poi ha accettato anche ha risposto anche a delle domande. Lui ha fatto questa videochiamata. Vediamo un po'. Trump ha detto che sta pianificando un evento massiccio nel mercato del petrolio, chiedendo all'Arabia Saudita, all'OPEC e all'OPEC, che come sapete è il cartello dei paesi arabi più il Venezuela, produttori di petrolio, di abbassare il costo del petrolio. E poi lui lo ha spiegato perché se il costo del petrolio scende, la guerra in Ucraina finisce. Perché poi i russi, nel momento in cui il petrolio va a costare 4 soldi al barile, non hanno più da guadagnarci sopra vendendoli in giro e di conseguenza non possono più finanziare l'acquisto di armi. Andiamo avanti. Trump ha anche chiesto all'Arabia Saudita di aumentare i propri investimenti negli Stati Uniti a $1 miliardo, a $1 trilione, scusate, di dollari.
Poi ancora che sull'Ucraina, appunto, Trump ha detto che il paese è pronto a fare un accordo e ha detto che vuole incontrare il presidente russo Vladimir Putin al più presto per porre fine alla guerra. Ha promesso di tagliare la tassa aziendale, insomma quella che è l'IRAP negli Stati Uniti d'America del 15% per le aziende che producono negli Stati Uniti d'America. Trump ha criticato l'Unione Europea, appunto come dicevamo col professor Bagnai, aggiungendo che le tariffe e le tasse sono troppo alte. E poi ancora c'era questo inviato della BBC, Faisal Islam, che è l'inviato per l'economia presente lì a Davos, e ha detto che quando Trump ha suggerito che il Canada potrebbe diventare uno degli stati degli Stati Uniti d'America per liberarsi appunto del deficit commerciale degli Stati Uniti con il Canada, nella sala ci sono stati dei sospiri di terrore, perché tra l'altro Trump ha detto non abbiamo bisogno delle automobili prodotte al Canada. Ripeto, questo è tutto teatro che sta facendo semplicemente per ottenere degli accordi economici. Questo ormai è il suo modo di agire. Andiamo a vedere che cosa ha detto più nel dettaglio. E ecco qua, aspettate un attimo, tac. Allora, sull'Ucraina, Trump parla della guerra in Ucraina dicendo che la sua amministrazione inizierà gli sforzi per garantire un accordo di pace tra la Russia e Kiev. Ha definito la guerra un campo letale e dice che nessuno ha visto scene di questo genere dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Ha anche sottolineato che ci sono dei grandi eventi che stanno giungendo a maturazione nel corso del suo mandato. Tra questi c'è anche il 250° anniversario degli Stati Uniti d'America l'anno prossimo, e gli Stati Uniti tra l'altro l'anno prossimo ospiteranno i mondiali insieme con i vicini di nord e sud, Messico e Canada. Anche le Olimpiadi si terranno negli Stati Uniti nel 2028, precisamente a Los Angeles. Dice stiamo cominciando solo adesso, dice Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti saranno più grandi e più forti di prima. Anzi, come non mai. Poi ha detto anche a proposito della NATO che gli alleati devono pagare di più, molti paesi addirittura non pagavano fino a quando non sono arrivato io alla Casa Bianca. Ha parlato del cessate il fuoco in quel di Gaza che è stato negoziato negli ultimi giorni dell'amministrazione Biden. Ha detto che lui era dietro le quinte dell'accordo e si è preso anche il credito per il fatto che gli ostaggi cominciano a tornare alle loro case, alle loro famiglie. Dice anche un'altra cosa, e questa è una cosa che dovremmo fare in questo paese. L'America è di nuovo una nazione libera dopo aver firmato gli ordini per porre uno stop alla censura del governo. Dice abbiamo salvato la libertà di parola in America e l'abbiamo salvata fortemente, aggiungendo che l'America sarà di nuovo un paese basato sul merito. Si è anche riferito a una nuova politica di governo nella quale ci sono appunto solo due sessi, il maschio e la femmina. Altre cose che dice a proposito del petrolio. Trump chiede un maggior intervento nel mercato del petrolio, chiede all'Arabia Saudita di aumentare gli investimenti in America a $1 trilione, di abbassare il prezzo dell'olio e dice che questo porterà appunto porterà alla fine della guerra in Ucraina, e questo presumibilmente perché collasserà il budget di guerra russo. Sto anche chiedendo all'Arabia Saudita e ai paesi del cartello OPEC di abbassare il costo del petrolio. Lo dovete abbassare, cosa che francamente mi sorprende che non abbiano fatto prima delle elezioni. Dice Trump che adesso, grazie alla sua vittoria alle elezioni, gli investimenti in America stanno letteralmente schizzando alle stelle. Ha detto che i 500 miliardi di investimenti fatti per sviluppare l'intelligenza artificiale sono un esempio di questo. Poi, tra l'altro, ha informato tutti i presenti del fatto che l'Arabia Saudita comunque ha cominciato
a investire miliardi di dollari nel suo paese, però appunto l'appello a Mohammed bin Salman è di arrivare fino al $1 trilione. Per quanto riguarda i prodotti in America, se le aziende non produrranno i loro prodotti negli Stati Uniti d'America, subiranno dei dazi. Se invece riporteranno la produzione negli Stati Uniti, allora ci saranno grossi e forti tagli alle tasse. Dice che non ci sarà un posto migliore sulla faccia della terra per produrre e dice anche che a breve verrà approvato il più ampio taglio delle tasse nella storia americana, che addirittura abbasserà ulteriormente le aliquote del suo primo mandato. Sapete qual è stato il risultato di tutto questo? Che il prezzo del petrolio è sceso subito dopo le ultime parole di Trump, perché subito dopo le ultime parole di Trump il prezzo del petrolio è sceso quasi del 2%. Vi leggo la notizia perché è avvenuto nemmeno 20 minuti fa. Eccoci qua. In particolare il prezzo del greggio statunitense è sceso di 85 centesimi o 1,13% fino a $74,59 a barile, mentre invece il Brent, che è diciamo il riferimento mondiale, è sceso di 73 centesimi o dello 0,92% fino a 78,27% a barile. Il prezzo del petrolio era molto più alto, era più alto nel momento in cui Trump aveva cominciato a parlare. Per cui, però, uno che addirittura gli basta parlare e scende il prezzo del petrolio. Era da un po' che un presidente americano non riusciva a ottenere una cosa del genere. Andiamo a vedere che altro ha detto sull'Europa, appunto. Sull'Europa, intanto per quanto riguarda la fornitura appunto di energie, in particolare il gas, se gli Stati Uniti forniranno il gas all'Europa, Trump risponde di sì. Noi faremo a tutti i costi un accordo sull'energia in Europa e lo vedremo svilupparsi e andremo avanti. Inoltre sottolinea l'importanza delle consegne di GPL, gas naturale liquefatto, come si chiama? All'Unione Europea. L'America è già uno dei più importanti fornitori di gas naturale liquefatto all'Unione Europea e il suo ruolo sembra che crescerà ulteriormente, per cui anche qua c'è qualcosa da attendersi e speriamo possa abbassare anche le nostre bollette. Certo, se oltre ad avere un po' più di gas a buon prezzo, magari qualche bella centrale atomica che produce corrente e ci permette delle bollette più basse, questo ci darebbe una spinta a livello economico e industriale. Che dite? A proposito della Cina, ve l'ho detto, oltre a chiedere rispetto da parte della Cina e correttezza per quanto riguarda i commerci, Trump spera anche che la Cina possa aiutare a chiudere la guerra tra Russia e Ucraina. Loro hanno una grossa fetta di potere su quella situazione e ha anche aggiunto che vuole lavorare con la Cina sulla denuclearizzazione, aggiungendo che altri leader mondiali, incluso il leader russo Vladimir Putin, sarebbero a favore dell'idea. Ecco, questa sarebbe un'altra decisione estremamente storica, perché mi pare che ultimamente si è sentito parlare troppo e anche a vanvera di nucleare, uso del nucleare, minaccia del nucleare. Arriva Trump, forse è ora di parlare di detente, sembra quasi di essere tornati agli anni 60, veramente. Diciamo di detente, di denuclearizzazione, di smilitarizzazione e di riduzione degli arsenali nucleari. Faccio mie le parole di Sandro Pertini perché mi pare che il presidente Trump stia agendo su quella linea, si svuotino gli arsenali di morte per diventare granai di pace. Insomma, a Trump interessa più il business che le armi. Allora, andiamo a vedere ancora che altro ha detto. Appunto, il fondatore del gruppo Blackstone gli aveva posto una domanda e Trump
si è lamentato appunto dell'Europa. Le tariffe dei paesi, i dazi e le tasse sono troppo alte. Come vi dicevo, le norme sono troppo pignole e stringenti, il deficit commerciale con gli Stati Uniti è troppo largo e tra l'altro sono andati contro aziende americane come ad esempio Google, trascinandole in tribunale. Noi abbiamo intenzione di fare qualcosa in questo senso, dice. Sto provando a essere appunto costruttivo perché amo l'Europa, amo i paesi europei, ma il processo è estremamente complicato e loro trattano gli americani, gli Stati Uniti d'America in modo molto, molto, molto scorretto. Insomma, è una situazione nella quale Trump indica, come potremmo dire, mostra di avere le idee molto chiare, mostra anche di non mandarle a dire. Per cui che cosa ci possiamo aspettare da un presidente così interventista e da un presidente tra l'altro così deciso? Io dico che le sorprese non mancheranno e presumo che saranno, per questo paese, se saprà giocarsi bene le sue carte, saranno positive. Altrimenti ne subiremo le conseguenze se continueremo a dare voce a gente bollita tipo Macron o Scholz che francamente, in quanto tali, politicamente parlando, sono dei morti che camminano, visto e considerato che uno, a giugno si troverà probabilmente la Le Pen come primo ministro e se non la Le Pen qualcuno che ci va molto vicino. L'altro fra un mese o due si vota e figuriamoci se vince di nuovo, vincerà molto probabilmente la CDU-CSU, quindi vincerà il centrodestra. Per cui c'è molto spazio per l'Italia in questo momento, molto spazio, e questo è il tempo di giocare bene le carte per questo paese e ottenere dei risultati. 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659 se volete mandare qualche zappa o WhatsApp che dir vogliasi per discutere naturalmente di quello che vi stiamo raccontando. Diamo anche un'occhiata all'ANSA. L'ANSA oggi pomeriggio c'è stato il question time al Senato, ha parlato il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha parlato del cittadino libico Najim Mosema al-Masri Habish, che è stato rilasciato nella serata del 21 gennaio per essere rimpatriato a Tripoli per urgenti ragioni di sicurezza, con mio provvedimento di espulsione vista la pericolosità del soggetto. Il governo ha dato la disponibilità a rendere un'informativa di maggiore dettaglio sul caso in questione. Sarà quella l'occasione utile per approfondire e riferire su tutti i passaggi della vicenda, ivi inclusa la tempistica riguardante la richiesta, l'emissione e l'esecuzione del mandato di cattura internazionale, che è poi maturata al momento della presenza in Italia del cittadino libico. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al question time in Senato sul caso al-Masri. A seguito della mancata convalida dell'arresto da parte della Corte d'Appello di Roma, considerato che il cittadino libico era a piede libero in Italia e presentava un profilo di pericolosità sociale, come emerge dal mandato d'arresto emesso in data 18 gennaio alla Corte Penale Internazionale, ho adottato un provvedimento d'espulsione per motivi di sicurezza dello Stato ai sensi della legge. Il provvedimento è stato notificato all'interessato al momento della scarcerazione e nella serata del 21 gennaio ha lasciato il territorio nazionale. Per Piantedosi l'espulsione in quel momento era la misura più appropriata anche per la durata del divieto di reingresso. Questo per essere chiari. Allora, vediamo un po' che cos'altro abbiamo. È arrivata una zappa, vediamo un po'. Apriamo un po' le zappe, vediamo se la mia attrezzatura ce la fa, ma sì, ce la fa. Ce la fa, sì, dovremmo farcela. Ecco qua. È vero che abbiamo aumentato le accuse nazionali sul diesel, le accise, scusate, nazionali sul diesel, non dovevano calare? Vediamo un attimo, Maurizio. Allora, ecco qua.
Un momentino che apriamo la pagina del Sole 24 Ore. Eccolo qua. Aumentano le accise del gasolio, sì delle Camere per finanziare il TPL, scenderanno quelle della benzina. La condizione di Palazzo Madama e l'osservazione di Montecitorio al parere richiedono all'esecutivo di definire un tendenziale riavvicinamento in un congruo arco di tempo e nella misura compresa tra 1 e 2 centesimi di euro dell'aliquota dell'accisa applicata al gasolio e alla benzina, in modo da tener conto dell'impatto ambientale ed economico di ciascun prodotto, destinando le risorse al trasporto pubblico locale. Ne scrive la collega Flavia Landolfi sul Sole 24 Ore. Sentiamo che cosa hanno deciso. Via libera delle commissioni finanze del Senato e della Camera al parere con condizioni e osservazioni che apre la strada all'aumento delle accise del gasolio tra 1 e 2 centesimi e il conseguente abbassamento di quelle della benzina. In arrivo un provvedimento fotocopia anche della Camera sullo stesso testo. Il riallineamento nasce dal pressing della Commissione europea che da 2 anni chiede di svincolare la fiscalità dalle quantità di carburante vendute per agganciarle all'impatto ambientale, scoraggiando quindi l'uso dei carburanti più diffusi. Inserita nel piano strutturale di bilancio, il governo ha spinto per trovare coperture per il rinnovo del contratto nazionale del trasporto pubblico locale 2024-26, che interessa 110.000 autoferrotranvieri e il cui tavolo di rinnovo è stato aperto dal vice ministro Edoardo Rixi, braccio destro di Salvini al MIT. L'escamotage che si era arenato per diverse settimane nell'interlocuzione tra MEF e MIT è quello dell'approvazione di un parere con condizione a uno schema di decreto legislativo sulle accise con misure per alcol e oli lubrificanti. Continua ancora il Sole 24 Ore. L'osservazione che sarà recepita dal governo in un decreto interministeriale incarica l'esecutivo di definire un tendenziale riavvicinamento in un congruo arco di tempo e nella misura compresa tra 1 e 2 centesimi di euro dell'aliquota dell'accisa applicata al gasolio e alla benzina, in modo da tener conto dell'impatto ambientale ed economico di ciascun prodotto, destinando le risorse al trasporto pubblico locale. La misura in realtà prevede il taglio dell'agevolazione di 11 centesimi sul gasolio e quindi si concretizzerà in una riduzione dello sconto. Facciamo chiarezza, non c'è alcun aumento delle accise sui carburanti, ha detto Trevisi. C'è invece un doveroso riallineamento sulla base del principio che chi meno inquina meno paga. Si avrà infatti da un lato la riduzione delle accise sulla benzina, per cui per esempio chi gira in città con un'auto alimentata a benzina risparmierà circa 30 euro l'anno, mentre dall'altro ci sarà un aumento in egual misura per il diesel che già comunque gode di accise agevolate. Il relatore alla norma aggiunge poi: studi recenti hanno dimostrato l'elevata tossicità del particolato ultrafine derivante dalla combustione dei motori diesel, responsabile di numerose gravi patologie come l'aterosclerosi e le malattie ischemiche delle coronarie, prosegue Trevisi. È dunque necessario scoraggiare l'utilizzo di un sussidio ambientalmente dannoso per la salute, come richiesto dall'Unione Europea e da tutti i movimenti ambientalisti italiani. Così il Sole 24 Ore vi ho letto. Allora, ancora, caro Danna, in relazione all'occasione Trump, il ventre molle del governo è Forza Italia. Sì, va bene, ma il governo può avere tutti i ventri molli che vuole, ma ha pur sempre un partito di maggioranza che è Fratelli d'Italia e la Lega che certo, se si chiede ehi ragazzi, avete voglia di fare qualche cosa alla Trump? Secondo voi la Lega gli dice no? Io dico proprio no. Matteo Salvini lo ha detto, noi siamo amici dei repubblicani, l'ho detto in quel di Pontida, quindi credo proprio che Forza Italia a quel punto dovrebbe seguire un pochettino l'orientamento del governo. Maurizio ancora, cosa dire? Piantedosi, nuovo Lodomoro e poi noi liberiamo il torturatore libico, così ci bloccano in Libia i clandestini, trattativa quasi segreta. Prendiamo esempio dal Mossad, un colpo e via, Maurizio, e poi il volo col nostro aereo di Stato, più chiaro di così. Ma noi non siamo né il Mossad né Israele, per cui Maurizio lasciamo stare scenari di questo genere, non ce n'è bisogno. Allora andiamo a vedere ancora
Le ultime notizie, ricoverato in ospedale, studente 17enne accoltellato a Roma dopo una lite a scuola, ma ho notato che qui l'idiozia, non so se ci avete fatto caso, ma l'idiozia, diciamo così, come potremmo dire, di certi adolescenti, sta diventando un po' troppo violenta. È da un po' che leggiamo notizie di accoltellamenti tra adolescenti, ma questi come gli è venuta l'idea di accoltellarsi? Sentite qua, questa è appunto sempre è l'ANSA. Uno studente di 17 anni è stato accoltellato al collo in piazza Testaccia a Roma. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Camillo in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita, almeno questo. Dalle prime informazioni sembra che tutto sia nato da un diverbio a scuola con un altro ragazzo che avrebbe chiamato un suo amico. Sulla vicenda indaga la polizia. Ma non lo so, veramente mi metto le mani nei capelli, quelli che non ho, fatelo voi per me, perché davvero mi chiedo che cosa stia venendo fuori. Ripeto, è da un po' che si leggono ste notizie, c'è qualcosa che non va o c'è qualcosa che ci sfugge, più che altro. Allora, è arrivata un'altra zappa dal nostro amico Berengario in Subrico. Caro Berengario, era da un po' che non ti si sentiva. Cosa scrive? Berengario saluta e propone allora a questo punto si potrebbe benissimo togliere le accise sul metano, visto che il metano il particolato non lo fa e tutta la CO2 che produce se ne va in alimentazione nelle piante che sono ciò che circondano le strade. Grazie e saluti. Poi ancora un nostro ascoltatore che non si firma, fuori dal governo Forza Italia, dentro le varie aree della destra sociale. C'è Casa Pound che fa lo 0% a livello elettorale, ma anche no, direi. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Che ora si è fatta? Le 18:59 quasi, per cui io direi che ci potremmo fermare. Pausa e poi ci spariamo un pezzo del 1958 di Little Richard. Good Golly, Miss Molly, perché noi qui andiamo al ritmo di rock. A tra poco. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiave, i cani con i cani nei camini, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, dai, lavorare! E allora vediamo un po' se il nostro Carlo Cambi sarà tra poco con noi, perché naturalmente c'è stato appunto questo improvviso tecnico, ma noi non siamo gente che si arrende. Nel frattempo il telefono continua a essere ancora aperto, 0292947222, se avete voglia di dire la vostra, di intervenire e chiaramente, ecco, puoi chiamare adesso, Lorenz. Carlo c'è, perfetto, allora direi che ci siamo, così adesso ci divertiamo, perché voglio proprio sentire che cosa ne pensa lui dello show che ha fatto Trump a Davos. Vai, chiamalo che ora ci divertiamo. Carlo, ci sei? Ci sono! Allora, io ti aspettavo per divertirci, perché bella giacca, tra l'altro. Wow. Certo. Faccio vedere anche la cravatta. Come vado io, Carlo? Tu che sei maestro di ponton. Sembri appena rientrato da Strasburgo. È la verità, sono arrivato alle 3:30. Perché dovete sapere che Antonino Danna non solo ce l'ha d'oro, il microfono, ma ce l'ha pure rilegato. Sì, e anche per giunta, signore e signori, su patinata, ladies and gentlemen. Ecco. Certo. Allora, questo libro, se avete modo di... Lo potete trovare, potete scaricarlo anche dalla pagina Facebook della Fondazione Patriots for Europe, cioè sia in italiano che in inglese. In aramaico lo stampiamo il prossimo anno. Per i miracoli ci stiamo attrezzando, fratello mio. No, a parte gli scherzi, vale la pena di leggerlo, perché vi posso assicurare che quelle 10 testimonianze su come ci si sente ad essere perseguitati nel XXI secolo sono di straordinaria efficacia e, come sempre, come da abitudine di Antonino, il taglio giornalistico che lui gli dà a queste interviste fa sì che si possa stracciare il luogo comune del Propal, inteso come luogo del bene, mentre Israele è il luogo del male. Ecco, leggetelo perché vi fate un'idea di che cosa è veramente il male e dove sta. Giusto? Ecco. Poi magari continuate a essere pure Propal, non è un problema. Però almeno la anche prossima due palle, volendo. Ecco, la prossima volta quando incontrerete qualcuno e gli direte fascista o genocida, magari ci penserete due volte. Esatto, così giusto per avere, come dire, la deuxième cloche, la seconda campana. Esatto. Carlo, senti, a proposito di cose divertenti, mentre tu non c'eri, ha parlato Trump a Davos e ha risposto alle domande. Ecco, e ha fatto lo show. Te ne dico qualcuna così. Primo, aveva fatto il Trump, cioè... Sì, ma a manetta però, Carlo, ti sei perso una sceneggiata incredibile. Lo so, purtroppo stavo dietro a Timmermans, che come sai è questo bravo ragazzo che ci vuole tanto bene. Sì, e infatti io ho una domanda per te prima di cominciare. Sì. Ma se questa storia dello scandalo Timmermans venisse provata oltre ogni ragionevole dubbio, beh, secondo me sì. Ecco, posso dire la verità.
Sono almeno 3 anni che un mio caro amico, che è Luigi Scordamaglia, continua a dirmi: guarda che quello ha lavorato in nome e per conto delle multinazionali. Evviva! Ecco, Vabbè. a maggior ragione, se questo venisse provato, la signora von der Leyen non dovrebbe avere la decenza di firmare una lettera di dimissioni e scappare di corsa dopo averla firmata? Magari cercando un impiego alla Pfizer. Anche, perché voglio dire, prima non trovava gli SMS per i contratti per milioni, poi gli è scappato il Timmermans, quindi che volevamo fare, Carlo? Che vogliamo fare è la dimostrazione di ciò che noi sappiamo da tempo e che non ci fanno dire, e cioè che l'Europa, così come sta, che è un coacervo di burocrazia e basta, e che è servito esclusivamente a 2 paesi, alla Germania e alla Francia, per diventare più ricchi. Faccio un inciso: a me mi fanno ridere quando si spaventano degli eventuali dazi di Trump. La Germania è 20 anni che ci mette i dazi, c'è un dazio sul redditizio che è composto dal fatto che col patto di stabilità ti immobilizza e poi lei vende sui mercati internazionali come gli pare, ed in particolare la Cina. C'è una cosa che è sfuggita ai più e che oggi immagino Trump gli abbia un po' rinfacciato ai signori a Davos, che la signora von der Leyen ha detto: beh, se Trump fa troppo il duro, noi abbiamo altri scenari, altre sponde. Tanto si dimentica che è legata all'Alleanza Atlantica, che quindi altre sponde, insomma. Sì, e tra l'altro ha detto: dovete investire di più, che ne ho le scatole piene. Sì, vabbè, da questo punto di vista Trump non c'ha un filo di torto, vorrei che fosse chiaro. Non si capisce perché loro si devono far carico di fare il garante in Europa, non essendoci più la minaccia comunista, che è il motivo per cui la NATO era stata costituita. No? Detto questo, la signora von der Leyen ha detto: ma noi abbiamo altri partner, la Cina, i BRICS, eccetera. Peccato che sei legata all'Alleanza Atlantica, ma la Cina, l'unico nazione che può trovare interessante avere come partner la Cina si chiama Germania. Siamo alle solite, continuiamo a riparlare di questa Europa mitica, mitologica, che serve esclusivamente a Berlino. Ecco, però a maggior ragione allora io ti dico. E quindi il mio amico Davos, sto leggendo adesso, il mio amico Trump a Davos, sto leggendo queste cose qua, mi piace da morire. Hai visto che te l'ho detto che c'era da mi piace da morire anche a questi sepolcri imbiancati del World Economic Forum di Davos, che assomigliano un po' a quelli del Forum Ambrosetti, con tutto rispetto per lo studio Ambrosetti, che si trovano ogni anno a Stresa. E si raccontano questa favola di essere importanti, quando vorrei far notare che all'insediamento di Trump c'erano in prima fila 3 persone uguali e distinte che formano la ricchissima Trinità, che da soli valgono mezzo PIL dell'Europa. Però noi andiamo poi a fare Bill. Chi? Quello che gli hanno misurato quanto ha alzato il sì, insieme al suo sodale Zuckerberg, e insieme al signore di Postal Market, capito? Sì. No, ma l'altra cosa che nessuno ha notato è che lui ha dato uno schiaffone alle gengive al signor Bill Gates, che secondo me è ancora lì che è tramortito, perché gli ha detto: caro Gates, sai che nova c'è? Noi dall'OMS usciamo, ce l'abbiamo con i cinesi su una serie infinita di cose, tu continua con la Belinda and Bill Foundation a finanziare l'OMS, sono problemi vostri, a noi non la faccenda non ci riguarda. E ha detto di fatto che tutto l'impero di Microsoft è nel cono d'ombra rispetto invece non alla Silicon Valley ma alla Texas Valley. Attenzione, perché non ci ha fatto caso nessuno, ma come dire, i siti operativi dell'intelligenza artificiale sono oggi in Texas, non più in Silicon Valley. Perché? Perché la California iper woke, iper garantista, iper quella che è andata a fuoco perché non volevano che i pompieri usassero le pompe diesel, tanto per capirci, si sono un po' scocciati. Questi sapete che nova c'è? Siccome ci tassate, siccome ci rompete le scatole col woke, siccome ogni cosa che facciamo ci chiedete 100.000 autorizzazioni, noi andiamo in Texas, che lì
con un colpo di pistola si sistema tutto, e questo è quanto. Vedo che a Davos... Hai visto quella della tassa che gli taglia il 15% sull'IRAP? Esatto, dai, che producono in America. Ma no, ma la cosa più bella è questa, la sto leggendo. Trump ha ribadito a Davos la sua intenzione di ridurre l'aliquota, eccetera, eccetera. Sì. Il presidente ha poi strigliato l'amministrazione di Bank of America, Brian Moynihan: devi aprire la tua banca ai conservatori, tu e gli altri, perché quello che state facendo è sbagliato. Non so se è chiaro. Questo piglia per la collottola i banchieri, gli dice: avete rotto le scatole con l'ostracismo per quelli che non sono amici vostri, eccetera, e basta. È una meraviglia. Il capolavoro però è sulla guerra. Sì, l'uso del petrolio per fermare la guerra, ma lui l'aveva detto nell'intervista a Time quando l'hanno fatto uomo dell'anno. Se c'ero io gli inondavo il mondo di petrolio e i russi crepavano di fame. Altro che guerra. Sì, capito, ma l'altra cosa mi pare di capire tra le righe, ma può darsi che mi sbaglio, che questa Etel dell'oro non prevede che Zelensky diventi multimiliardario. No. Da quello che ho capito, lui piglia Trump per la collottola e gli dice: ti faccio un regalo, caccio Zelensky, tu non rompi le scatole, ora fai la pace, noi come NATO. D'altra parte, secondo me, la mossa di dire o mi date il 5% o me ne vado vuol dire avete sbagliato con l'idea di allargare sempre di più la NATO e di farla somigliare a questa ubbia che si chiama Unione Europea sempre più larga. Lui probabilmente dirà a Trump: mi fermo con l'allargamento della NATO, ti levo l'incomolo di Zelensky, facciamo dell'Ucraina una, come posso dire, una specie di Svizzera del nord del Baltico, e tu però non rompi più le scatole, perché sennò ti faccio la guerra commerciale e ti metto a gallina anche per... E sai perché penso che vada così? Perché c'è una cosa che i giornali italiani non hanno notato, e è successa 2 giorni fa. Putin e Xi Jinping si sono telefonati per 1 ora e 40, rafforzando l'alleanza strategica, ma parlando soprattutto di quattrini. Quindi vuol dire che hanno capito che la mossa di Trump sarà quella di cercare di affamarli, fra virgolette, uso delle iperboli, e loro si difendono creando il blocco cinese. Il problema qual è? È che se loro fanno questo in un momento in cui la domanda interna della Cina è molto debole, la Cina ha un problema di sovrapproduzione, e Trump si mette d'accordo, ecco perché l'Europa non capisce nulla, si mettesse d'accordo con gli altri per non comprare più roba cinese, non solo finisce la guerra in Ucraina nel giro di un paio di settimane, ma manco comincia quella per Taiwan. Ma manco comincia quella per Taiwan, ecco. Ci siamo belli che capiti, no? Oh, io ero una pippa in matematica, ma grazie a te qualcosa lo sto imparando. E c'è questa, e ci sono i nostri pidioti, scusami se uso questo eufemismo, che continuano a dire: ma perché la Meloni è andata là, ma la Meloni deve parlare a nome dell'Europa. La Meloni fa benissimo a fare una cosa: gli interessi dell'Italia, l'export italiano in America, probabilmente riacquistare, cosa che Trump secondo me le ha chiesto, la centralità italiana nel Mediterraneo, che, guardate, dal punto di vista geopolitico vale la frontiera che una volta c'era con l'Unione Sovietica, perché giustamente Trump non si fida dell'unico paese europeo che ha l'atomica, e cioè la Francia. Tant'è vero che, come sapete, Trump ha il progetto di pigliare gli iraniani e dirgli: ora col nucleare avete rotto le balle, fatela finita, se no vengo qui e risolviamo il problema alla maniera americana. Non si fida dei francesi e non ha nessuna stima dei tedeschi. Quando sentite dire ma Trump ce l'ha con l'Europa, in realtà Trump ce l'ha con la Germania, e la Germania utilizza per l'ennesima volta l'Europa come scudo per se stessa. Ma la verità vera è che Trump va d'accordissimo con gli inglesi, ha un ottimo rapporto con gli olandesi, è
evidentemente in buoni rapporti con l'Italia, gli spagnoli li considera stravaganti, ma c'ha un problema che sono i latinos che lo sostengono vivamente in America e quindi con la Spagna non può rompere, ma la sua idiosincrasia vera è verso Berlino e in seconda battuta verso Macron. Sì. Infatti secondo me a Davos è andato lì ma è bellissimo quando dice sul calo chiederò all'OPEC e a Riyadh di abbassare i prezzi. Il problema che loro non hanno capito è che lui quando dice chiederò non è dice scusate ci potreste fare sto piacere, no, ha gli strumenti per dirgli se ve lo chiedo lo fate. E poi c'è questo passaggio meraviglioso: l'Europa ci ha trattato molto male, sì. Farò qualcosa in merito ai nostri deficit commerciali con l'UE. Abbiamo alcune grosse lamentele con l'UE, aggiunto, non con tutta l'UE, ma con la struttura burocratica di Bruxelles, con la sinistra europea che l'ha trattato, lo sappiamo come l'ha trattato, e l'uomo mi dicono essere sensibile. Sì, molto. Alla, come dire, al vulnus sul suo ego. D'altra parte ha un ego che è quello di Rocco Siffredi, al confronto è una formica, e quindi farà pagare non ai paesi europei ma alla struttura burocratico-politica dell'UE il prezzo alto, il che significa faccio pagare sostanzialmente alla Germania. Però lui dice anche che vuole diventare il primo fornitore di gas naturale liquefatto dell'Europa. Beh, di fatto lo è già. Se tu levi quello che noi compriamo dal Qatar, è il secondo. Ma lui ha in mente questa battaglia energetica, avendo capito una cosa, che le rinnovabili non bastano, non servono, non hanno futuro. D'altra parte lui ha dichiarato chiaramente che quindi... Ma la cosa straordinaria, sai qual è? È che lo stesso Musk dice l'elettrico non ha futuro. Non so se ci avete fatto caso, ma Musk sono alcuni mesi che continua a dire che l'elettrico non ha futuro, o meglio, e secondo me si è fatto bene i conti, ma sono conti che potete fare anche voi a casa vostra. Allora, se un cloud normale consuma più o meno l'equivalente di una città come Milano, immaginatevi una volta che tutta l'intelligenza artificiale di cui si va cianciando entrasse in funzione, quant'è l'energia che serve per farli funzionare. E la domanda è: le rinnovabili sono in grado di? No, ma non solo che non sono in grado di perché non sono capaci di produrla, ma anche se la producessero, il problema centrale è come le stocchi questa energia che è generata. E allora lui che cosa dice? Probabilmente per andare con le automobili in elettrico una certa quota di energia c'è, ma sicuramente noi non possiamo contare su questo elettrico che abbiamo inventato per alimentare il mondo del futuro, soprattutto se l'intelligenza artificiale avrà l'espansione che si immagina che debba avere. Certo. Da questo punto di vista, vedi quanto sono distratti i nostri colleghi italiani. C'è un signore che si chiama Descalzi che questa cosa l'ha spiegata benissimo, l'amministratore delegato dell'ENI. Appunto. Questa cosa l'ha spiegata benissimo e ha anche spiegato quell'inganno spaventoso che la signora von der Leyen insieme ai socialisti e ai verdi europei hanno fatto ai cittadini europei, dicendo: noi continuiamo a parlare del fatto che l'Europa emette solo il 9% di CO2. Sì, è vero, ma semplicemente perché abbiamo preso il 40% delle industrie europee e l'abbiamo collocate fuori. Beh. Se noi riportassimo quelle industrie a casa, che non ci farebbe un soldo di danno perché è l'unico modo per alzare i redditi e forse anche gli stipendi,
non avremmo più quei risultati. Ma che l'Europa sia ipocrita da questo punto di vista, sai che cosa te lo dimostra? Il Mercosur. Il Mercosur che sacrifica l'agricoltura italiana in particolare, visto che siamo l'agricoltura più importante d'Europa, ed è un risultato di straordinario valore sia politico che economico che sociale, è basato su questo. Voi ci date prodotti agricoli, noi vi diamo le macchine. Ma quale macchine gli dai? Dai tutte le Euro 4, Euro 5 che non vuoi più vedere circolare in Europa e che mandi a Buenos Aires, a Brasilia, a Rio de Janeiro, a San Paolo, eccetera, eccetera, eccetera. È l'ennesima dimostrazione di ipocrisia dell'Europa, che vuole presentarsi ipergarantista, in casa, ma poi esporta le peggiori nefandezze nel mondo, come se non sapessero, per esempio, che le famose batterie delle macchine cinesi o anche del gruppo Stellantis, una volta che fosse capace di costruire qualche automobile, vengono dai bambini del Congo pagati $1 al giorno per 16 ore in miniera. Però noi difendiamo i diritti, capisci? Trump ha questa straordinaria forza, dimostrata anche oggi a Davos, di rompere il nuovo comunismo, e lo odiano per questo motivo, perché ogni volta che li guarda e fa: ma il re è nudo, i vestiti nuovi dell'imperatore non ci sono. Scusa, l'ho fatta lunga, ma no, è così, perché Carlo, a me pare che ci sia bisogno di un bagno di realtà. Un bagno di realtà, e devo dire, nelle conversazioni che io ho avuto in questi 2 giorni a Strasburgo con gli amici dei patrioti, ti devo dire che questa voglia di bagno di realtà è molto forte. Cioè, una delle parole che io ho sentito dire, una delle frasi che io ho sentito dire parlando dell'Europa: qui devono venire solo le persone preparate, non può essere il rifugio dei trombati. Non parlavano ovviamente del blocco dei patrioti, però il punto è che ci vogliono persone preparate, e soprattutto l'altra cosa, snellire le procedure, perché tu non ti puoi perdere con la burocrazia in un mondo che va così veloce, e con uno come Trump che nel giro di 3 giorni è capace di rovesciare tutto quello che Biden ha fatto in 3 anni, anzi in 4 anni. l'ha detto chiaramente: nei primi 100 giorni io cancellerò 4 anni di legislazione Biden, cioè, e lo sta facendo. E aggiungerei anche un'altra cosa: non solo ci vuole un bagno d'umiltà e di realtà, ma il fatto è che una certa opinione pubblica non se ne rende assolutamente conto. Ti faccio un esempio banale. In hotel avevamo solo la televisione francese e quindi abbiamo guardato TF1 e Antenne, mo si chiama France 3. Insomma, avantieri sera c'era un talk show a cui avevano invitato anche la Presidente dell'Assemblea nazionale, quindi la Presidente della Camera francese, e praticamente tu ti trovi una nazione come la Francia, in cui si parlava delle ultime uscite di Trump, che vuole la Groenlandia, che vuole questo, vuole quello, e questa che faceva la faccia... Esatto, e tutti questi facevano le facce inorridite, come a dire: guardate sto pazzo, ci tocca trattare con questo pazzo, il mondo è in pericolo, il mondo è a rischio. E poi tu scopri un paese come la Francia, in cui ieri sera al telegiornale c'erano gli sportivi incazzati perché Macron, tra i tanti sussidi che lo Stato dà a pioggia da quelle parti, aveva ridotto di 100 milioni di euro il sussidio allo sport. E poi invece la cosa più divertente, un'inchiesta sui vari comitati consultivi che lavorano per le commissioni parlamentari, ce ne sono più di 300, costano un mare di denari, eppure non riescono a cancellarli. Ma un paese così, che pure è un grande paese, ma dove cavolo vuole andare contro uno come Trump? Appunto, ma non... Lo chiedo a te, Carlo, perché tu li conosci bene. Non può andare da nessuna parte. Ma ti dirò di più: in questo momento la Francia ha 2 problemi, anzi 3 problemi. Il primo problema che ha è la riforma delle pensioni, che questi non vogliono in nessun modo, e i francesi, come avrebbe detto Paolo Conte, i francesi che
si incazzano le balle ancora gli girano, Poi gli lì gira. la barca, lì, ma insomma va bene, non ne vogliono sentir parlare, e come hanno dimostrato i cittadini gialli, quando i francesi si incazzano sul serio. Il secondo problema è l'esplosione del debito pubblico. La Francia ha un debito pubblico mosso, siamo intorno ai 3.300 miliardi, certo rispetto al PIL è un po' più basso che rispetto a quello italiano, ma mentre che quello italiano è arrivato a fine corsa nella crescita, tant'è vero che c'è una previsione abbastanza ragionevole di recupero del debito, e quello francese è fuori controllo. Il terzo problema che ha la Francia è una progressiva deindustrializzazione, oltre a quella tensione sociale permanente che è la mancata gestione della immigrazione di seconda e terza generazione. Sì. Quindi la Francia è un paese oggi decadente e che si incaponisce nella decadenza per una ostinazione contro Marine Le Pen e quest'idea della coalizione repubblicana che ha finito per ingessare del tutto il paese. Sai, i paesi sono un po', come ti posso dire, come quando da bambini giocavamo con i carretti fatti con i cuscinetti, no? Che cercavi la discesa. Sì. Se sbagli la curva e quando comincia il pianoro e entri nel pianoro a bassa velocità non la recuperi più. Sì. Se tu prendi un paese come la Francia e gli fai perdere velocità di espansione economica, come purtroppo per loro ovviamente, sta capitando adesso con queste pastoie politiche, la Francia farà fatica a ritirarsi su. E quindi te la pigli con Trump. Che cazzo c'entra? Che cazzo cappero c'entra? Ma per dirti quanto siamo, ora faccio una digressione molto veloce. Stasera hanno un'altra grande, enorme delusione questi nostri amici. Perché Vermiglio, il film straordinariamente impegnato sulla sorte del povero soldato che dopo l'8 settembre siciliano, dopo l'8 settembre rimane fra le nevi del Trentino, con questo sguardo verso la libertà pagata. Questo film Vermiglio, osannato da tutto il PD, questo film Vermiglio, colpo di genio, questo film Vermiglio che probabilmente è costato il posto a Gennaro San Giuliano, che voleva smettere di finanziare tutti i presunti capolavori, candidato all'Oscar, manco l'hanno messo in lista. Bene. L'Academy l'ha guardata e ha detto no, il cinema è un'altra cosa. Questo per dire, no? Ma probabilmente danno la colpa alla Meloni che ne ha parlato con Trump e Trump gli ha fatto il favore di stoppare questa candidatura. Insomma, ragazzi, pure l'Academy con la venuta di Trump, nonostante abbia mandato avanti un film dove c'è una trans, pure l'Academy secondo me si riallina, sai? Sì, penso anch'io. 10 secondi di pausa, torniamo subito. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci, ufficio cambi con Carlo Cambi alle 19:30 minuti e 33 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna con voi. Allora, caro Carlo, ma in tutto questo, mentre appunto la Germania tramonta, il Green Deal è finito e la BCE in tutto ciò cosa fa? Beh, è meravigliosa la signora Lagarde, guarda, è stupenda. Allora, cosa ci ha raccontato fino a ieri l'altro la Lagarde? Ci muoveremo soltanto sui numeri. L'inflazione è vero che è rientrata, ma dobbiamo stare attenti. Perché? Perché la Schnabel, che sta lì per conto della Bundesbank, che è il suo cane da sguardo, anche perché la von der Leyen ha un'idea di politica monetaria, diciamo, un po' approssimativa.
che cosa? Appena è arrivato Trump ha detto dovremo lavorare ad abbassare i tassi. Perché? Perché Trump ha chiamato Powell, il governatore, il presidente della Federal Reserve, e gli ha detto: tesoro, il super dollaro a me mi dà fastidio perché io devo esportare molto. A me delle tue ubbie sui tassi alti per l'inflazione, eccetera, non mi interessa. Vedi di fare qualcosa. E infatti è cominciata a circolare la voce, non so quanto fondata, ma come tutte le voci spesso e volentieri hanno la loro, come posso dire, validità. Pare che Powell abbia deciso, va bene, non alimentiamo più il super dollaro, stiamo abbastanza fermi sui tassi. Allora ora la Lagarde dice faremo degli enormi tagli sui tassi. Il problema della Lagarde, sai qual è? Qual è? Questi enormi tagli sono lo 0,25 che lei probabilmente farà a scadenza di ogni 3 mesi, ma oggi l'ho scritto sul Panorama, che è in edicola adesso, un pezzo sul Mercosur, eccetera, eccetera. Ma oggi noi avremmo bisogno di un taglio di 1,5 punti, immediato. Ecco. Sai perché? Perché? Se tu vai, perché il tasso atteso di crescita dell'economia americana è il 2,8%. Il tasso imposto dalla Cina alla sua economia è il 5% e è un target che la Cina centrerà, avendo stressato al massimo l'esportazione, tant'è vero che quest'anno la Cina con 990 miliardi di dollari ha fatto il record delle sue entrate estere, diciamo della bilancia commerciale. L'India viaggia al 7,5%, i paesi BRICS viaggiano da un minimo del 4 del Brasile a un massimo del 28 della Thailandia. E quant'è la stima di crescita dell'Europa? Di questo grande mercato. Immagino 0, è 0,9 i 27 e 0,8 l'area euro. Siamo commossi. Non so se vi è chiara la proporzione. Siamo commossi. Però la signora Lagarde ci ha detto fino all'altro giorno: attenzione, attenzione, che dobbiamo tenere l'inflazione sotto controllo, perché il tedesco non vuole inflazione. Perfetto. Solo che tedesco condannato a stagnazione, se tedesco condannato a stagnazione affonda tutta Europa. E quindi a questo punto o hai il coraggio di dire mi sono sbagliato il modello del sviluppo europeo, rimbussoliamo tutto, arrivederci e grazie, oppure assisti, come fece il comandante del Titanic, all'affondamento del tuo vasello. Faccio notare, ogni volta lo dico e lo ripeto, che fino a qualche mese fa, se non prendevi il MES, avresti finito di campare. Ah sì, dovevi morire, sì. Hai più sentito parlare del MES? No. E allora, ogni tanto fatevi delle domande, datevi delle risposte, perché non ne senti più parlare? Perché hanno capito che il giochino per i grandi banchieri, in particolare per i tedeschi e per i francesi, è un giochino che non piace sostanzialmente all'economia reale. E in più, sai, quando mi dici che devo prendere il MES, ma il povero Unicredit si affaccia e dice: oh, io ho i soldi, mi volete vendere Commerzbank, e tutti fanno le barricate e tu ti fai una domanda: ma per quale motivo io dovrei inseguire l'unità bancaria, dovrei dire che sono d'accordo su tutto, dovrei starmene buonino? Per quale motivo? Ecco, appunto. Questo, quindi la risposta sulla signora Lagarde è: la signora Lagarde ha capito, spero almeno, che in America cambierà l'atteggiamento di politica monetaria, si appresta forse a prendere le misure, come dire, quantomeno riparatorie. Il tema centrale rimane se i tedeschi si convincono
che non è indispensabile tenere i tassi alti per tenere a bada l'inflazione, e che comunque l'Europa ha un terribile problema di domanda interna ferma, cioè di investimenti e consumi, e che continuando a tenere questa domanda interna congelata non abbiamo la forza per far riprendere l'economia. Detto tutto questo, è l'ennesima dimostrazione che l'Europa, così come è fatta, non serve a nulla, anzi è un danno. Faccio notare, poi ti ridò la parola, che il nostro amico Mario Draghi, che come ho sempre detto assomiglia a Bocca di Rosa di De André, visto che non può più dare cattivo esempio, ora si dà a dare buoni consigli, ha detto una cosa che è tramontata ma che è fondamentale. Ha detto all'Europa: Europa, svegliati, o investi 800 miliardi all'anno nelle strutture produttive oppure ti sorpassano tutti. Ma per questo semplice meccanismo, che se vuoi ripeto per l'ennesima volta, che è questo: lo scrivono i keynesiani, c'è una legge in economia definita e conosciuta da buona parte degli studiosi di economia, anche se poi fa comodo ogni tanto dimenticarsene, proprio perché in questo modo fai di più gli interessi delle banche, che è questo. Dice questa legge: ad ogni punto di aumento di domanda interna corrisponde mezzo punto di incremento di produttività. Ad ogni mezzo punto di incremento di produttività corrisponde un analogo aumento dei salari. Quando in televisione sentite dire ma i salari sono bassi, il lavoro povero, Landini, fa tutte queste... Quello che vuole la rivolta sociale. La rivolta sociale, poi si sbaglia a pigliare il treno. Non racconta una cosa fondamentale, che i salari sono bassi in Italia, perché l'Italia era abituata ad avere la svalutazione, e quindi se tu tieni cambi fissi, la flessibilità la trovi appunto sul fronte salariale, quindi li abbatti. Ma c'è un'altra ragione più organica, più complessiva, che essendo venuta meno la domanda interna in Europa, e Draghi questo nel suo mega rapporto lo scrive benissimo, dice tranquillamente: abbiamo fatto una politica che è stata sostanzialmente basata sulla contrazione di salari, il tentativo di esportare quanto più si poteva, e affidando al welfare, quindi alla spesa complessiva improduttiva, di sostenere, fra virgolette, le diseguaglianze sociali. Facendo in questo modo abbiamo depresso gli investimenti, quindi abbiamo sostanzialmente impoverito il sistema produttivo, non abbiamo fatto crescere la domanda interna, non avendo fatto crescere la domanda interna abbiamo depresso la produttività, deprimendo la produttività abbiamo costretto i salari in una camicia di forza. Ma l'unico modo che hai per sostenere la domanda interna, cioè gli unici due modi, sono da una parte aumentare gli investimenti, ma per aumentare gli investimenti ci vogliono i danesi, la Banca Centrale Europea stringe così i cordoni del credito, si fa fatica ad avere le risorse per investire, a meno che tu non faccia ulteriore debito pubblico, ed ecco l'idea di ricorrere al debito comune, che peraltro i tedeschi non vogliono. E l'altra leva è sostenere i consumi, ma per sostenere i consumi devi fare aumentare i salari. Infatti. Per fare aumentare i salari devi aumentare la produttività. In questo circuito l'Europa ha scelto di stare dalla parte dei perdenti, e cioè di continuare a produrre burocrazia, scartoffie, guarentigie, temi sui diritti, trascurando del tutto il vecchio articolo 5 che dice che chi ha i danni ha vinto, e che la ricchezza per spartirla bisogna prima crearla. Appunto, se no non è che la puoi stampare, altrimenti finisci tipo il Venezuela o qualche stato centrafricano, tanto per fare qualche esempio. Anche Stalin ci riusciva, gli dava da mangiare bucce di patata, erano tutti contenti. Certo, mi pare chiaro. Carlo, siamo in chiusura. Visto che hai accennato... Ma i saldi di fine stagione l'ufficio cambio li fa. Cioè? No, così i saldi vanno di moda, potremmo dare 2 o 3 consigli al prezzo di... Diamo 3 consigli al prezzo di uno, dai.
Potremmo anche mettere su una procace commessa in questo. Ma noi non l'abbiamo qua. Io devo dimagrire, quindi tra un No, lei non po'. deve dimagrire, lei deve semplicemente affascinare le nostre gentilissime e fidate ascoltatrici con col suo eloquio raffinatissimo, con la sua eleganza un po' fanée e retro e con la sua enorme competenza professionale, quindi lei non ha bisogno di apparire bello, lei è la manifestazione della bellitudine. Sono commosso, però purtroppo la chirurga bariatrica ha detto che non è così. Per cui, Carlo, certo che se mi dimagrisce anche Antonino Danna. Carlo, sono andato fuori controllo come il debito francese, però per me Ho c'è. capito, però se te mi dimagrisci c'ha ragione Vannacci, il mondo al contrario. Ho capito, ma io manco posso debordare, insomma, no? Poi così riempi lo schermo, capisci? Cioè, Lo so, ma non ti preoccupare che, insomma. dai, sta scherzando, Antonino. Per la salute fai bene a occupartene, anche perché, cioè, bravo. E detto che no, vabbè, 3 consigli al prezzo di uno era semplicemente questo. Dubitate fortissimamente di gente come Aucias. Che dice che bisogna votare, che la democrazia non dipende dal voto. E da che cosa dipenderebbe, scusate? Non si sa, cioè dal titolo di studio, non si è capito, dalla testa dell'Ampi, non lo so. Mi sembra molto il discorso, io ho portato il pallone per cui si fa come dico io. Esatto. Due. D'altra parte erano due, compratevi un sacco di popcorn, perché lo spettacolo che sta offrendo il PD sul referendum del Joe Bucks è meraviglioso. 3, quando Trump parla della guerra, voi considerate che abbiamo un'opposizione che si candiderebbe a governare il paese che sul tema Ucraina ha presentato 6 mozioni differenti. Ora io vi faccio una domanda. Com'è affidabile un'opposizione che ha come unico collante l'evocazione del fascismo, perché su tutto il resto non sono d'accordo? Voi che immaginate una Presidente del Consiglio, Elly Schlein, che si confronta con Trump, avendo Borrelli, Conte, Renzi, Calenda, che dicono su un tema fondamentale come la politica estera 6 cose completamente differenti. Ma quello se lei gli va a bussare alla Casa Bianca risponde non sono in casa e la Schlein se ne va. Sì, secondo me sì, o viene da stare come una volta si trattava dei condomini, che testimoni dicevo, abbiamo già dato, insomma, cioè però il problema, sai qual è? È che i nostri colleghi che commentano da sinistra, invece di pigliare atto di questa crisi, che detto fra di noi non fa bene al paese, perché un paese democratico ha bisogno poi di una opposizione che faccia non le barricate, ma che faccia una progettazione del futuro di segno diverso e che sia in grado di metterla in campo, di squadernarla. Il famoso costruire l'alternativa. Diventa uno stimolo anche per chi governa, perché non necessariamente chi governa fa sempre tutto bene e a volte sbaglia in buona fede perché non ha un contraltare che gli consente di vedere l'errore. Detto tutte queste banalità che stanno però dentro, come dire, la constituency della democrazia, i nostri colleghi di sinistra, invece di interrogarsi sul niente che emerge dall'opposizione, strillano con Augias alla democrazia a geometria variabile e poi alla mano alzata di Elon Musk, come ho scritto in un post, dimenticando una cosa fondamentale, che se i sudafricani non liberavano Firenze, gli americani non liberavano Roma, Benito era ancora al Pincio che faceva l'aperitivo. Io voglia. E loro parlavano tedesco. Quindi i 3 consigli sono:
guardatevi da questa opposizione, compratevi popcorn pensando a referendum sul Job Act e state attenti, perché i nemici della democrazia, o meglio, i nemici della volontà popolare, non stanno a destra. Purtroppo albergano nei vellutati salotti dove la sinistra radical chic si dà convegno. E con questo l'ufficio Chiambi stasera chiude. Noi ci ritroviamo il 30 di gennaio. Carlo, io ti ringrazio come sempre. Grazie a te. Comprate il libro di Antonino Danna perché ne vale veramente la pena. Insinuato perché c'è la prefazione di Danna. Ecco. Sto scherzando. Grazie ancora e ci salutiamo. No, è una cosa di valore. Stasera che ho cominciato tardi, ma devo finire un pezzo sul signor Timmermans. Non ti preoccupare. Ci vediamo domani alle 17:30 trattabili. Ci salutiamo con i Santo California, Tornerò del 1974. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time